Letture autobiografiche in biblioteca è un progetto dell'ODV Le Stelle in Tasca, una serie di narrazioni in video che riprendono dei testi autobiografici, un estratto delle opere depositate presso l'archivio della memoria e dell'immaginario siciliano. Sono felice di realizzare questa nuova serie di videoletture con la collaborazione dell'Istituto Val di Savoia di Catania e insieme anche alla dirigente, la professoressa Anna Maria Di Falco. Io sono Orazio Maria Valastro, direttore scientifico dell'archivio, e insieme a me Maria Crivelli, responsabile dell'archivio, abbiamo selezionato una serie di testi di giovani autrici e autori. I testi saranno letti dai volontari autobiografi dell'ODV Le Stelle in Tasca e noi speriamo vivamente che queste letture, queste scritture ci permettano di esplorare attraverso un ascolto rivolto ai valori umani le narrazioni di storie di vita vissute e il respiro sensibile delle autrici e degli autori che custodisce la bellezza che è in loro, la bellezza che è in noi, questa bellezza che risiede nell'amore che queste autrici e questi autori cercano attraverso la scrittura per trovare relazioni benefiche con se stessi, con gli altri e il mondo. Bene, l'Istituto Polivalente Val di Savoia di Catania e io personalmente, che mi pregio di dirigerlo, siamo onorati di ospitare questo progetto e quindi ringrazio a nome mio personale e dell'Istituto anche il dottore Valastro anche per questa opportunità di apertura al territorio che ci dà. Nella convinzione consapevole che aprirsi al territorio è sempre un arricchimento, è una risorsa non soltanto per la scuola ma anche per il territorio stesso, è una sinergia che non può che portare bene sia al territorio che all'istituto stesso e così dare questa opportunità alle associazioni culturali, ma ricevere da loro anche un apporto di cultura, di storia, di letteratura è fondamentale sia per noi sia anche per i nostri ragazzi. Quindi noi auspichiamo che questa collaborazione possa durare a lungo e che possa essere sempre più proficua. Grazie. Grazie.